Siamo in diretta dal Media Center di Energy and Life con Simone Castronuovo, il fondatore del più grande gruppo su LinkedIn di operatori del settore di energia, di efficienza energetica. Vogliamo chiedere come si sta avvicinando, come l'efficienza energetica si sta avvicinando sempre di più alle fonti rinnovabili. Buonasera a tutti. Sicuramente il discorso nasce più dal fotovoltaico, ha attirato parecchi operatori e contestualmente a quello che è stato l'evoluzione degli incentivi ha spostato l'attenzione su altre fonti diverse dal fotovoltaico, quindi biomasse, biogas, eolico e idroelettrico lo era già in passato e soprattutto negli ultimi anni avverto che c'è maggiore attenzione a quello che sono i temi legati all'efficienza energetica. Anche se da energy manager quali sono, occorre fare un passaggio invece al contrario, nel senso che un energy manager tendenzialmente prima osserva quelli che sono i consumi e individua degli interventi di efficienza energetica e solo dopo fa un passaggio di individuare quelle che sono le fonti di approvvigionamento, tra cui anche le fonti energetiche rinnovabili. E come nasce la scelta di scegliere proprio LinkedIn come strumento di aggregazione tra persone che operano nel settore? Innanzitutto LinkedIn è una piattaforma di professionisti, differente da quelli che possono essere anche social network come Facebook o Twitter o altri social network di questo tipo. È chiaramente una piattaforma di professionisti dove hanno voglia di interagire, confrontarsi e anche porre dei quesiti perché magari molti temi non sono conosciuti. L'energia è una tematica in continua evoluzione sia a livello tecnologico ma soprattutto a livello normativo, quindi è chiaro che i vari professionisti si confrontano proprio per cercare di stare aggiornati su quelle che sono le tematiche del settore. Nel caso specifico LinkedIn, la piattaforma, il gruppo che io avevo creato esattamente 4 anni fa, quindi novembre 2009, e nasce proprio come specifica del fotovoltaico e in realtà ha seguito quello che è stato il mio percorso formativo e evolutivo professionale. Dal fotovoltaico mi sono spostato alle fonti energetiche rinnovabili e già invece poi anche il sottogruppo efficienza energetica rinnovabile perché poi già da 2 anni mi occupo di questa tematica e quindi di fatto il gruppo ha seguito la mia evoluzione professionale. Mi sto accorgendo che anche i vari operatori professionisti che sono sulla piattaforma stanno seguendo dal fotovoltaico, si stanno spostando all'efficienza energetica perché chiaramente è una tematica che è molto sentita a livello nazionale perché chiaramente le aziende hanno dei consumi importanti e stanno cercando di trovare quelle che possono essere soluzioni per consumare meno e avere un risparmio in costi energetici.